Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia esclusiva dal mercato delle trasferenze che sicuramente vi terrà incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. È ufficiale, Antonio Cioffi è stato ceduto in prestito dal Napoli al Rimini. La notizia è stata comunicata direttamente dal club romagnolo con una nota ufficiale. Cioffi, attaccante classe 2002 di Caserta, è cresciuto nelle giovanili del Napoli e ha debuttato in Serie A contro la Fiorentina, sotto la guida di Gennaro Gattuso, il 17 gennaio 2021. Nella scorsa stagione, Cioffi ha giocato per l'Ancona in Serie C, collezionando 29 presenze e fornendo 4 assist. Nella stagione 2022-23 ha vestito la maglia del Pontedera, dove ha totalizzato 34 partite e segnato 7 gol. Adesso, il giovane attaccante si unisce al Rimini con un prestito che durerà fino a giugno 2025. Cioffi è già in ritiro a Frontone a disposizione del mister Boucher, pronto a iniziare questa nuova avventura con la squadra rubronera. Il prestito al Rimini rappresenta una grande opportunità per lui di crescere ulteriormente e dimostrare il suo valore in un ambiente competitivo. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa operazione? Siete contenti che Cioffi abbia l'opportunità di giocare regolarmente e sviluppare il suo talento al Rimini? Quali sono le vostre aspettative per il futuro di questo giovane attaccante? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!